pensare a ripartire, dico che mi sa che molti sono già ripartiti, questo è un dato di fatto. Dobbiamo semplicemente fare in modo di mettere in sicurezza i lavoratori. La salute e la sicurezza dei lavoratori in primo luogo, ed intanto ci sono imprese che tra una deroga e l'altra e l'essere parte di una filiera sono tornate in pista. Ho l'impressione che almeno il 60% delle aziende abbia aperto. Lo vedo dalle strade, lo vedo che è cambiato comunque il panorama. Resta il grande tema della liquidità di un decreto governativo che per la Confartigianato lascia molti dubbi a partire dai 25.000 euro ritenuti insufficienti. C'è una spada di Damocle derivante da ciò che si deciderà in Europa per la copertura dei fondi. L'altra preoccupazione è che soltanto per le pratiche fino a 25.000 euro non è prevista istruttoria perché sono garantite al 100%, per quelle che hanno una garanzia inferiore al 100% ci sarà l'istruttoria normale, per cui un procedimento bancario di quelli ordinari. E con le banche che hanno gli organici ridotti temiamo possa esserci un intasamento bancario. L'altro tema è i costi di istruttoria. Noi auspichiamo che i costi di istruttoria siano il più bassi possibile affinché ci possa essere anche un risparmio rispetto a questo tema in un momento in cui qualsiasi costo deve essere eliminato.